Esther, proprio perché è giovane, ha parlato, dice che bisogna fare antimafia, no? Antimafia, mi pare che questo è il senso del tuo discorso, no? Dice bisogna fare antimafia. In qualche modo... No, ma vedi, già la prima parte di quella del significato di un termine, no? Il termine a che serve? Serve perché per raggruppare, diciamo così, delle persone ci deve essere una condivisione, no? Poi la parola serve per fare dei ragionamenti sensibili, come diceva Raffaele, come hai detto tu. Noi, la mafia, ma te lo dico io, è giusto? Per quello che ho fatto, no? Mi sono accorto che la cosa che sconfigge veramente la mafia, la rivoluzione, deve essere culturale, come in parte, come forse ha detto più, perché Don Diana, è giusto, usava sì le parole, ma le parole erano coerenti, perché secondo me Don Diana faceva, ora non mi ricordo chi è San Giacomo, dice mostrami la fede, dice con le parole, che lui parlava, dice no, io ti dimostro la mia fede con le opere. Ecco, quindi l'insegnante che cosa fa? Scusami se lo dico, l'insegnante dà lo strumento ai giovani per poter orientare il proprio comportamento una volta che fa fuori. Porto un esempio, cioè se è quello che prende il camion, che prende i rifiuti tossici e li porta a Roma, giusto no? E poi chi lui ci cambia la bolla e gliela cambia la bolla magari uno che non è mafioso, diciamo così, il peccato più grave lo commette non un mafioso, ma quello che gli cambia la bolla. Allora è evidente che la scuola che cosa può dire? Può orientare il comportamento sul concetto di bellezza, di onestà, è giusto, di verità, e questo deve fare la scuola. Mio figlio, è giusto, non per fare un commento a mio figlio, chi è stato abituato nella scuola elementare per dire dei forlì, se io la mattina, questo è un esempio, è un simbolo, no? Mi lavo i denti e spreco l'acqua e lui sente che il rubinetto è aperto, viene, è grande, mi dice chiudi il rubinetto. Ecco, questo deve fare la scuola, e secondo me se noi altri continuiamo con queste iniziative ci riusciremo. Io non sono sfiducioso per dire che se non faccio la lotta alla mafia io sono con la mafia, non è vero niente, perché il prete, è giusto, vuole, che cosa vuole? Vuole adepti all'interno delle chiese, poi li stimola e poi li manda fuori. Penso che il senso della scuola sia proprio questo, no? Una produzione di sapere e di verità sonore, che la bellissima cantante che si chiama Rachel, che sei veramente brava. Abbiamo finito dopo la canzone, non c'è più niente, no? Perfetto, forse Rachel.